Terza corsa a confronto per 4 anni. Vincitori da 5 a 12.000 euro in carriera, 8 dietro le ali della macchina, 1 Ferdifan di Risaia, 2 Fly dei Greppi, 3 Fashion Star Love, 4 Feymonville ST, 5 First Lady PLS, 6 Fatima Truppo, in seconda fila 7 Formentera Griff, 8 Francisca Cis. Macchina che prende velocità sulla curva di sinistra e si prepara al lancio. Si ritrae Feymonville ST, galoppa Fatima Truppo. Partiti, così prova ad andare al comando First Lady PLS, trova al suo interno però Fly dei Greppi, sbaglia First Lady PLS, seconda posizione per Ferdifan di Risaia che precede Fashion Star Love, in quarta posizione Formentera Griff che ha al suo esterno Feymonville ST e poi alla retroguardia Francisca Cis. 15-1 per il lancio, passa Ferdifan di Risaia che ottiene strada a Fly dei Greppi e si installa così al comando dopo 400 metri passati in 33. Sulla curva di sinistra Ferdifan di Risaia in vantaggio, in seconda posizione Fly dei Greppi, in terza Fashion Star Love, risale all'esterno Feymonville ST. Quarto alla corda è Formentera Griff, mentre va a fare la seconda pariglia esterna Francisca Cis. Sotto alle tribune si continua a ritmo abbastanza blando. Ora Feymonville ST arriva al lato di Ferdifan di Risaia dopo 800 metri in 1-2-4, 32-1 questi 400 metri. Costringe il leader ad accelerare. Ferdifan in vantaggio, di fuori Feymonville, seconda posizione in corda per Fly dei Greppi, seconda pariglia per Francisca Cis. Chilometro passato in 1.18.2, continua a guidare Ferdifan di Risaia con il suo esterno Feymonville, poi Fly dei Greppi, ancora Fashion Star Love, cala all'esterno Francisca Cis, a retta opposta alle tribune passato in 14.9 con Feymonville che attacca Ferdifan che si difende, poi la mossa da parte di Fashion Star Love che va all'esterno dalla terza posizione seguita da Formentera Griff che invece sceglie le vie brevi. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo in vantaggio Ferdifan di Risaia, un po' in difficoltà Feymonville ST che prova a riorganizzarsi di dentro Fly dei Greppi, poi a largo Fashion Star Love, Ferdifan di Risaia nel finale. Viene a vincere in maniera molto agevole, in retta ritorna Feymonville ST per il secondo su Fly dei Greppi, 29-4 ad arrivare, 1.16.1 ragguaglio cronometrico per il facile assunto di Ferdifan di Risaia, Sandro Capenti che allena e guida per i colori di Giulia Capenti. Il successo del figlio di Napoleon Barr che conferma il buono stato di forma, si impone al comando. Per il secondo posto è molto stretta con Feymonville ST che è ritornato in retta costringendo alla foto Fly dei Greppi appostata. I due sono perfettamente apparecchiati sul traguardo. Forse Feymonville al largo è riuscito a ribattere Fly dei Greppi. Numero 1 comunque sul maxi schermo. Al primo posto quello di Ferdifan di Risaia, Sandro Capenti, Giulia Capenti, successo in percorso di testa per la figlia di Napoleon Barr.